Come case di riposo vogliamo lanciare al mondo delle istituzioni un grido d'allarme sulla carenza cronica di infermieri nelle nostre strutture. Oggi la situazione in molti enti è quasi ingestibile e serve lo sforzo di tutti per trovare delle possibili soluzioni, per evitare la sospensione degli ingressi e il blocco dei servizi. È il grido d'allarme lanciato dalle case di riposo. La carenza di personale infermieristico rischia di diventare cronica, un problema aggravato con quota 100 che ha visto andare in pensione molti infermieri e con la pandemia in corso. Quelli disponibili sono stati assunti dagli ospedali. Sanità pubblica vista dal personale infermieristico con migliori prospettive di carriere retributive, da qui la scelta di molti di abbandonare le RSA e a livello locale l'effetto è immediato. A Chiampo, nella mia struttura, abbiamo 15 posti letto vuoti che non possiamo occupare per mancanza di infermieri e di questo passo dovremmo pensare di chiudere qualche reparto. Le soluzioni secondo Toninci sarebbero togliere il numero chiuso all'università, fermare da parte delle USL il trasferimento del personale dalle RSA agli ospedali e corsi di formazione per gli operatori sociosanitari, abilitandoli a compiere alcune operazioni che oggi fanno solo gli infermieri. Servono risposte straordinarie in un momento di assoluta emergenza.